winning sur la côte. Ah ouais, il me faut ma whip mais tu sais ça coûte cher. S'ils veulent me faire, j'espère qu'ils sont équipés. La Corée mais c'est type. J'suis dans la mer, j'suis à J'suis en winning sur la côte. Bébé veut m'accoster. C'est moi qui fais comme moi. Respire, j'te fais kiffer dans le noir. Yes bitch, j'te fais tripper comme moi. Si tu tombé dans le vide quand j'suis tombé devant toi. Dis-moi qui fait comme moi. Dis-moi qui te fait kiffer comme moi. Boia. Wow. Wow. Io non ho parole, è vero che 2 clippette prima le ho fatte con la Sony, più che altro le cascate, vabbè. Spero veramente di tutto cuore che la GoPro 9 riesca a rendere onore e a farti capire che cacchio di posto fantastico abbiamo visto, ok? Ripeto, io non faccio miracoli con la post produzione, anzi zero, quindi il tutto è in mano della GoPro. Comunque confermo, per l'e-bike più leggera dai la pedalata, nel senso che non spingi, non la velocità, nel senso che non spingi, e più lei ti aiuta. Sai che ti dice, ti sprona. Ecco, guarda, vedi? Questa è la diga. Sotto lì, orco cane, pieno di pecore. Adesso dove ci sono io? Ok. E pensate, se si apre, facciamo un bel bagnetto. Una moto, ragazzi, con le ruote tapponate, ok, ma è una moto in discesa, pazzesco. Mamma mia, me la sto godendo come un deficiente, ragazzi, veramente un sogno materiale, per carità, che si è realizzato, veramente, che tu sai quanto a Simano piace andare in bicicletta e esplorare in bici, figurati con l'elettrica, è il mezzo di trasporto esplorativo. No, Ops. Spero non portino zecche, cazzo, le pecore. Sono andato a farsi un giro. Ragazzo, ritorniamo un po' nel percorso dove eravamo prima. Adesso Ezio è salito per le scale, forse arriverà anche prima lui, perché per la strada normale, per arrivare alle cascate, fai un giro della Madonna incredibile, cioè la allarghi un casino. Su, la verità, su una bugia no, tagli diretto, tagli un casino. A giugno, guarda fin dove siamo arrivati. Sì, un quadretto, guarda, a parte sta casa, butta giù sta casa con l'immaginazione, demoliscila, guarda da là a destra, sì, Italia, io per motivi di sicurezza non ho lasciato la bici là, quindi sono venuto in bici. È chiaro che nel ponte non ci passi, ma anche se ci passi, come primo giorno che ho la bici, far tutti quei percorsi con quei sassoni, no, è troppo come primo giorno. Cioè cado, inizio già a strisciarla tutta. Chi è che invade la mia proprietà terriera? Ah, è arrivato Luca! Italia, saluta a te, te la ricordi? Che qua poretta, ti riempie il cuore, perché è qua che ha fatto 50.000 giri su e giù, no? Vedi, si sta godendo proprio il posticino. Vero Stella? Sì, brava, senti, traduco io. Sì, sto godendo il posticino, però non ci sono altri bus per fare amicizia. Il giro in bici più bello di tutta la mia vita. Comunque, ok, vabbè, intanto
setup provvisorio per la ricarica, esatto, il famoso filo fuori da finestra. Mi ricordo quando andavo dal commercialista, tra parentesi Renato Favaro, chiusa parentesi, che mi lanciava il cavo della corrente dal secondo piano per attaccarmi col pulmin. E successivamente sotto al piccio qua, al portaborraccia, ci sono le sue chiavette, si smonta la batteria e quindi la batteria me la carico dentro in camper. Anche perché tieni sempre a mente questa cosa, anche se l'avevamo già spiegata nei video girati con la DS Tech. Le batterie al litio si può usarle in condizioni importanti, diciamo di tanto freddo e tanto caldo, nessun problema, ma non puoi ricaricarle, quindi assolutamente non caricarle sotto allo zero, anche perché questa bici ha il BMS nella batteria, però non so se tiene conto anche del discorso temperatura per la carica, perché c'è BMS, ognuno ha le sue funzioni di protezione. E successivamente ho letto anche per le alte temperature di non caricare le batterie a litio quando ci sono temperature esagerate tipo 40-45 gradi. Ecco, adesso sperimentiamo come sarebbe avere la bici se Sinan avesse avuto il camper col garage. Beh, al tiro comunque due madonne le tiri lo stesso. Provo da solo o facciamo in due? No, ce la fai da solo. Perfetto, così provo l'esperienza del garage che ho sempre voluto provare, cazzo. Posso? Vado? Vai. One e two. Prima il manico da una parte. Tac, tac, eccola là. Ah merda. Ah cacchio. Ah cacchio. Dici? Perché è un po' strettino. Ci passa? Sì. Aspetta. Perché non strussiamo. Dai di traverso. È che non voglio strusciarti. Vai, tranquillo. Eccola là, c'è stata ancora più avanti, più avanti. Sì, perché questo sì, è un garage un po' più strettino, tipo quello del Mazeo, è un 20-30% in più. Grande. Fate anche questa. C'è pure il Stai cane di- abbaiando alla mia bici, alla Shingano Bike. Cioè, vedi? Oh, adesso sta serio, concentrati. Cioè, pensa a te un attimo, tu apri il portellone, ti butti la bici dentro, non prende pioggia, non si rovina, non prende neve e soprattutto non te la rubano, cioè, voglio dire, te la puoi tenere sempre appresso. Vero ragazzo? Sì. Ecco, anche i ragazzi qua dicono di sì, quindi vuol dire che è vero. Adesso, Odiatemi, fate tutto quello che volete, ma la torta alla menta che fa la Lorena è una cosa unica, però insomma ci ha fatto un po' arrabbiare, no? Perché praticamente gliel'ha fatta apposta per Olfo, che a Olfo piace, e allora noi che siamo pieni da far schifo la stiamo mangiando contro voglia per finirla e non dargliela a Olfo, che è qua fra 10 minuti, quindi adesso spengo e continuo. No, è arrivato, abbiamo perso, niente, no! Guarda che qualcuno dietro. Per quelli che non sanno, che magari non hanno mai partecipato a raduni, questo è l'Olfo Camper Sagra, o l'Olfo Sagra, vedi? Sempre pieno di scatoloni, casse, bottiglie dappertutto, c'è anche in entrata così a random, la trovi, fa vedere sullo blog no stavolta, ok, però bottiglie e scatoloni da roba a random. E questo, Italia, scrivi, segna sbassa, questo è l'Olfo Camper. L'Olfo formaggio, l'Olfo Vuoi tarallo, vuoi tu fare vedere l'Olfo formaggio? l'Olfo spritz. Ma l'Olfo Spritz però non l'è fatta come Ah, Dio il carico, no, no. no, Italia perché fermi. C'è un'arte che spiegavo a Olfo nel fare lo spritz e il cocktail in generale. Cioè se tu hai bisogno di caricarti un attimo, non puoi andare da un barman e dirgli fammelo carico, ok? Perché stravolgi le proporzioni della bibita, ok? Piuttosto ciavatene 10, ok? Ma non sta mai a dire a un barman fammelo carico perché ti Parti a scattara mare. dentro, Dio caro! Sto parti a mare. Porca miseria! Fai con me lui. Eccolo. Oh, baby, understand.